Carpi Novara, Massimo Barchiesi. Buonasera dallo stadio Cabassi, contano i numeri e i calcoli in particolare. Allora vi diciamo che il Carpi va ai playoff se vince o pareggia, sperando ovviamente in una vittoria di una tra Cittadella, Perugia e Benevento. Potrebbe centrare l'obiettivo anche se dovesse perdere, in questo caso lo Spezia non deve uscire dal campo sconfitta. Il Novara deve vincere per sperare nei playoff, oppure potrebbe andare bene ai piemontesi anche un pareggio, in questo caso però lo Spezia deve perdere con almeno 3 gol di scarto con il Vicenza, e devono perdere anche Salernitana e Frosinone. Insomma, combinazioni molto complicate, soprattutto per il Novara, che come detto deve vincere. Allora subito le formazioni, cominciando dal Carpi di Fabrizio Castori. 4-4-2 il modulo, che prevede davanti al portiere Belez una linea difensiva formata da Struna, Romagnoli, Gagliolo e Letizia. A centrocampo Concas, Sabione, Bianco e Di Gaudio. In attacco Lasagna e Mbakoku. Risponde il Novara di Maurizio Buscaglia. 3-5-2 il modulo, con Montipò in porta. In difesa Lancini, Trust e Mantovani. A centrocampo Dickman, Casarini, Selasi, Orlandi e Calderoni. In attacco Gianluca Sansone e Macheta. Dirigerà Ghersini di Genova. Anche qui serata calda, temperatura intorno ai 22 gradi, terreno di gioco che si presenta in ottime condizioni. Sugli spalti sono presenti circa 5.000 spettatori. Studio. Qualche vuoto negli altri Concas, settori. il vantaggio del Carpi, siamo esattamente all'8° minuto. Carpi 1, Novara 0, ha segnato Concas a Tebi Santis. E qui entriamo nel 10° minuto, come detto nel flash su Cesena. Il Carpi all'8° si è portato in vantaggio con Fabio Concas, che di testa ha schiacciato in rete su un cross dalla sinistra di Letizia. Al primo tentativo il Carpi ha fatto centro, vediamo la reazione del Novara con un tentativo di Macheda che non aggancia all'interno dell'area di rigore il pallone. Fabio Concas, che è ex giocatore della Ternana al Carpi dal 2011, cerca di prendersi delle rivincite personali. Ricordiamo è stato fermo 2 anni dal gennaio 2015 perché positivo alla cocaina in un test antidoping. È tornato lo scorso 17 dicembre in campo nella gara che ha vinto 2-1 a Salerno, e questo è un gol pesantissimo realizzato appunto da Concas, il primo per lui in questo campionato. 1-1 tra Perugia e Salernitana quando siamo arrivati al 36° Carpi. Stava attaccando anche il Novara, che ora subisce contropiede, 2 contro 1. Lasagna, Jerin Mbakoku è solo, ancora Mbakoku, tiro, palo, gol, 2-0. Il raddoppio del Carpi, micidiale contropiede costruito dai 2 attaccanti, Lasagna, Mbakoku, che festeggia così al meglio la sua 100ª partita con la maglia del Carpi. 4º gol in campionato per il nigeriano di Lagos. Siamo al 36° minuto, Carpi 2, Novara 0, ma ancora non è sufficiente per i playoff del Carpi, che aspetta un gol dal Perugia o dal Benevento. Siamo nel corso dell'intervallo allo stadio Cabassi. Carpi è in vantaggio sul Novara per 2-0. Il Carpi in questo momento è saldamente nei playoff al 7° posto, e in questo momento l'avversaria della formazione di Fabrizio Castori al primo turno sarebbe il Cittadella. 3 occasioni, 2 gol, questa la alta percentuale realizzativa da parte del Carpi, che ha sbloccato subito dopo 8 minuti con Concas, che di testa, giocatore che non è uno specialista vista la sua statura dei palloni aerei, invece è riuscito a saltare più in alto di tutti su un cross dalla sinistra di Letizia, a schiacciare il pallone in rete alle spalle del giovane portiere del Novara, Lorenzo Montipò, che da 3 settimane in pratica è il titolare del Novara. Il titolare da Costa è infortunato, e l'ex del Carpi tra l'altro se la sta cavando egregiamente in queste sue 3 gare disputate. Stasera poco impegnato, ha subito i 2 gol, nulla ha potuto, soprattutto in occasione della seconda rete del Carpi, un contropiede micidiale, una ripartenza di Lasagna
Lasagna, secondato da Mbakoku. Lasagna ha servito un preziosissimo pallone al nigeriano che lo ha trasformato in rete con un piatto destro, pallone che si è insaccato dopo aver prima toccato il palo interno alla sinistra di Montipò. Novara praticamente si è visto poco, una sterile supremazia di campo, ma occasioni francamente non ce ne sono state per la formazione di Maurizio Buscaglia, che chiuderà al 99,9% questa sera il campionato, in quanto i sogni di entrare nei playoff sono ormai quasi del tutto svaniti. Carpi 2, Novara 0, Pisa Saramegni. Ed è 10° minuto anche a Carpi, 2-0 per il Carpi sul Novara, e dunque si stanno materializzando i playoff che vedranno, qualora dovessero giocare, ma pare proprio di sì, il Carpi tra le protagoniste. Carpi che è andato vicinissimo al gol del 3-0 in apertura di ripresa, numero al 4° minuto di Lasagna, tunnel su Trest, conclusione col mancino, palo esterno alla destra del portiere Montipò, poi Di Gaudio, ancora Carpi però, occhio, c'è Mbakoku, lato corto dell'area di rigore, Mbakoku si ferma, ricomincia tutto il giocatore nigeriano, ora braccato da 2 avversari. Dicevo, Di Gaudio si è reso pericoloso con un'incursione all'interno dell'area di rigore bloccata in calcio d'angolo da Lancini. Siamo entrati nel corso dell'11° minuto con il Carpi che andrà alla battuta di un calcio di punizione dal settore di sinistra. Carpi in vantaggio sul Novara per 2-0, linea Pisa Saramegni. Siamo al 31° della ripresa, Carpi 2, Novara 0. Sfortunato Kevin Lasagna, perché dopo il palo colpito all'inizio della ripresa è arrivata una traversa splendida, l'esecuzione su calcio di punizione da circa 30 metri, pallone che ha sbattuto sulla parte alta della traversa. Kevin Lasagna che è il migliore in campo di gran lunga. Per quanto riguarda le sostituzioni, ce n'è stata una poco fa nel Carpi, la seconda operata da Fabrizio Castori, è entrato Fedato per Di Gaudio, ammonito Lollo un paio di minuti fa. Siamo nel corso del 32° minuto, Carpi 2, Novara 0, Pisa. Tutti in piedi quelli del Verona, mentre vediamo Quindi dal Cabassi, Carpi batte Verona 2-0 a tempi santi.